Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Il calvario di una 23enne di Milazzo che soffre da anni di una malattia rara. Per una risonanza dovrà aspettare il 26 dicembre del 2026. La madre denuncia ai carabinieri. Il dramma di un catanese originario di Fiumefreddo rinchiuso nel centro migranti Alligator Alcatraz in Florida. Assieme a lui un altro italiano. Sul caso si muove la Farnesina. Più uomini e mezzi per contrastare l'escalation di criminalità a Palermo e la promessa del ministro Piantedosi in visita per l'anniversario della strage di Via D'Amelio. In città però c'è grande preoccupazione per i continui episodi di violenza. Caldo record con temperature vicino ai 50 gradi atteso nelle prossime ore in Sicilia orientale. Piano di emergenza contro eventuali blackout. A Catania si cerca refrigerio al mare. A Siracusa gli albergatori segnalano un calo di presenze nelle strutture ricettive. Blitz di Goletta Verde a Maddalusa, spiaggia dell'Agrigentino, per chiedere di demolire le costruzioni abusive che continuano a compromettere l'integrità del paesaggio e la tutela del territorio. Musica, Lazza infiamma la Villa Bellini di Catania, pienone per il concerto del rapper milanese. Calcio, il Palermo definisce l'operazione Palumbo con il Modena e chiude la prima settimana di ritiro in Valle d'Aosta. In Serie C il Catania punta il bomber Tumminello. Ancora ben trovati e buona domenica. Lo avete sentito in primo piano, il calvario a Milazzo di una 23enne che soffre danni di una malattia rara e per una risonanza, pensate, che dovrà aspettare il 26 dicembre del 2026. La madre denuncia ai carabinieri. Giusy Lazzara. Risonanza dicembre 2026, 1 anno e mezzo di attesa, un tempo inaccettabile per chiunque, ma che pesa ancora di più per una 23enne di Milazzo nel Messinese affetta da sindrome di Behçet, invalida all'80% con legge 104. La storia di Oriana inizia quando a 12 anni comincia a passare da un ospedale all'altro per questa malattia autoimmune che le provoca ulcere in tutto il corpo. La madre ritiene efficienti le strutture ospedaliere che hanno seguito la figlia in questi anni, boccia invece il sistema ospedaliero, che già una volta l'ha portata a pagare 1.300 euro per una serie di esami che altrimenti non avrebbe avuto in tempo e che dovevano essere gratuiti. Il Sovracup a cui si è rivolta questa volta la famiglia ha risposto che le 2 risonanze magnetiche non si potevano eseguire neppure in intramenia, cioè a pagamento, e che se ne sarebbe parlato nel dicembre del 2026 al Policlinico di Messina. Nel frattempo il San Marco di Catania aveva chiesto di avere al più presto questi esami per far sospendere il farmaco che Oriana assume da 10 anni e che potrebbe peggiorare la sua situazione. Da qui la decisione della madre, che ha presentato una denuncia ai carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto. Ed adesso il caso di questi 2 italiani ad Alligator Alcatraz, il centro di detenzione per migranti illegali. Uno è il catanese Gaetano Cateno Mirabella Costa, originario di Fiumefreddo di Sicilia, nel catanese. Sul caso c'è l'interesse del Ministero degli Esteri. Sentiamo. Ci sono anche 2 italiani ad Alligator Alcatraz, il nuovo centro di detenzione per migranti illegali che sorge sulle paludi della Florida, descritto come un campo di concentramento. Uno di questi è Gaetano Cateno Mirabella Costa, di 45 anni, originario di Fiumefreddo nel catanese, che però vive in Florida da alcuni anni. Il 3 gennaio scorso, come emerge dal sito dello sceriffo della contea di Marion, è stato arrestato per possesso di droga e liberato qualche giorno dopo. Il 17 marzo è stato nuovamente arrestato e poi rilasciato il 22 marzo. Non è chiaro però quando sia stato portato nel centro della Florida. Il carcere di Alcatraz Alligator, dove si trovano i 2 italiani, più volte è stato al centro di accuse di condizioni disumane ed è stato fortemente voluto da Trump per mostrare il suo pugno duro contro i migranti. Il presidente lo ha visitato e, pur ammettendo che è un centro controverso, ha sottolineato che non gliene frega nulla. Potrebbe essere più duro della vera Alcatraz, ha aggiunto. Sul caso c'è l'interesse del Ministero degli Esteri, il Consolato Generale d'Italia a Miami e l'ambasciata italiana a Washington ha fatto sapere alla Farnesina stanno seguendo la vicenda con la massima attenzione, mantenendosi in costante contatto con i familiari dei connazionali
e continuando ad interessare le autorità dell'Immigration and Customs Enforcement per reperire informazioni aggiornate sullo stato di salute dei connazionali e sulle tempistiche previste per il loro rimpatrio. Ho sentito mio figlio, l'unica cosa positiva è che ha la possibilità di parlare al telefono. Queste le parole di Rosanna Mirabella Costa, la madre appunto di Gaetano, uno dei 2 italiani detenuti ad Alligator Alcatraz. L'uomo ha dichiarato di essere in cella con altri 32 detenuti. È come essere in un pollaio, avrebbe detto appunto al telefono alla madre. Una coppia di turisti statunitensi di 28 e 27 anni è stata aggredita nel centro di Palermo. Stavano tornando in albergo quando sono stati sorpresi da un branco e rapinati. Il ragazzo ha avuto la peggio e con una mazza è stato colpito al volto. La TAC non avrebbe però rilevato danni cerebrali. Entrambi sono stati dimessi. Questo è soltanto l'ultimo episodio di violenza in città, ma il ministro dell'Interno Piantedosi annuncia un rafforzamento di uomini. Marco Gullà. La città di Palermo avrà più agenti. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ieri presente durante la commemorazione della strage di Via D'Amelio, sollecitato sul tema sicurezza in città, ha rassicurato cittadinanza e istituzioni sul rafforzamento del corpo di polizia per contrastare la microdelinquenza che negli ultimi mesi sta soffocando il capoluogo siciliano. Piantedosi ha annunciato più uomini per sorvegliare il territorio, ma al contempo ha precisato: i reati in città sono diminuiti e Palermo non è una città meno sicura delle altre, ma nel capoluogo c'è comunque apprensione e preoccupazione per gli svariati episodi di violenza che si sono susseguiti nelle ultime settimane, come quello in Via Alloro, nel centro storico, dove tra l'altro è rimasto ferito anche l'assessore Fabrizio Ferrandelli. Nonostante le denunce e l'identificazione di 4 degli aggressori del barista e dell'assessore, alcuni di loro o complici sono tornati alla carica, minacciando anche di morte il proprietario del bar. Una vicenda che quindi, nonostante le denunce e il clamore mediatico, non si è ancora conclusa, e questo deve far riflettere sulla pericolosità di alcuni balordi che continuano a delinquere nonostante siano già stati identificati. E poi le aggressioni quasi all'ordine del giorno ai danni di turisti e i tentati stupri. Ma davvero Palermo è meno pericolosa di altre città, come ha detto il ministro Piantedosi? La notte scorsa un uomo è stato accoltellato all'addome nel centro abitato di Scoglitti, nel Ragusano. Le 2 coltellate per fortuna non hanno leso organi vitali. I 2 si sarebbero incontrati per caso mentre erano in compagnia delle rispettive mogli e la causa del dissidio potrebbe essere stato uno sguardo di troppo. E adesso cambiamo argomento. Un'intensa ondata di calore sta interessando la Sicilia sudorientale. Le temperature sono in salita e si manterranno alte sino a venerdì. Caltanissetta ed Enna le città più colpite, ma anche Catania, soprattutto La Piana e Siracusa. Per il sovraccarico della rete elettrica potrebbero verificarsi dei blackout, così l'Enel ha predisposto un piano di emergenza. Ce lo spiega Adelaide Barbagallo. Luglio ci lascerà con una zampata di caldo africano, la colonnina di mercurio sta già salendo e non sarà facile sfuggire alle temperature roventi che ci accompagneranno almeno sino a venerdì. La più colpita è la fascia sudorientale della Sicilia, ma non sarà come la drammatica estate di 2 anni fa, quando il mese di luglio è stato segnato quasi per intero dal bollino rosso. La differenza fondamentale dovrebbe risultare nel ruolo che le brezze avranno nel limitare l'aumento delle temperature, soprattutto sulla costa ionica e sulla costa tirrenica. Nelle aree interne, soprattutto nella piana di Catania, sono previste temperature anche fino a 44-45 gradi. Ad Enna e Caltanissetta si sfioreranno i 44-45 gradi, a Catania e Siracusa si viaggerà intorno ai 40-41. Floridia, con molta probabilità, non vedrà battuto il record dei 48,8 gradi registrati nell'agosto del 2021, ma farà ugualmente caldo. Si boccheggerà anche la notte con temperature che si manterranno intorno ai 29-30 gradi. Se le aziende sanitarie comuni interessate dall'ondata di calore stanno predisponendo presidi medici e rifugi climatici per le persone più fragili, l'Enel ha predisposto un piano d'emergenza. Si temono distacchi di energia elettrica per i tanti condizionatori accesi e per le alte temperature. Tecnici, operai, squadre di pronto intervento, gruppi elettrogeni e power station sono pronti a intervenire.
2 anni fa interi quartieri di Catania sono rimasti a lungo senza energia elettrica e anche senza acqua. Dal 2023 però sono state create altre linee per evitare il peggio. Il consiglio di buon senso per tutti è quello di utilizzare con intelligenza i climatizzatori, non settarli a temperature troppo basse e non accenderli in tutta la casa. Il rischio è anche quello di ricevere bollette salate. Il turismo è in calo, l'allarme arriva dagli albergatori siracusani che registrano il segno meno sui soggiorni in città rispetto allo scorso anno. Per CNA bisogna intervenire e riunire gli stati generali del turismo provinciale. Francesca Loi. Poco più di 148.800 pernottamenti a giugno, oltre 8.000 in meno rispetto allo stesso periodo del 2024, in percentuale meno 5,5. È il dato sui turisti a Siracusa, numeri che, se proiettati al futuro, fanno preoccupare. Ad inizio anno le prospettive erano più che buone, ma adesso qualcosa è cambiato. Questo è quello che ci preoccupa fortemente, perché sono gli italiani che hanno perduto così il desiderio di venire nella nostra città. I turisti ci sono sempre, sì, ma non più come prima. Le cause potrebbero essere diverse, da quelle più generali come il caro voli a quelle più locali come prezzi troppo alti, carenza di pulizia e servizi. Questo sicuramente incide perché vede ormai Siracusa è negli occhi del mondo e quindi non possiamo assolutamente sgarare. Occorre quindi fare il punto della situazione per capire cosa sta accadendo e come intervenire. Secondo CNA il calo del turismo raggiunge picchi anche del 25% rispetto allo scorso anno. Ragione per cui noi come CNA Siracusa per fine stagione vogliamo organizzare gli stati generali del turismo coinvolgendo tutti gli imprenditori, le associazioni di categoria, la politica. La bella stagione comunque è ancora lunga. In Sicilia si sa dura sempre di più, quindi un po' di ottimismo e chissà che il trend non torni in positivo. Cemento illegale sulla costa di Agrigento e Goletta Verde torna Maddalusa con un blitz simbolico per rilanciare l'appello alle demolizioni. Davide Sardo. Un blitz simbolico ma dal messaggio forte. Goletta Verde Lega Ambiente è approdata sulla spiaggia di Maddalusa ad Agrigento per chiedere la demolizione immediata degli immobili abusivi ancora presenti lungo la costa. L'iniziativa si è svolta in un'area di grande pregio naturalistico all'interno del Parco Archeologico della Valle dei Templi. Qui le costruzioni abusive continuano a compromettere l'integrità del paesaggio e la tutela del territorio. Sulla sabbia è stato esposto un grande striscione con la scritta "Abbattiamolo", un chiaro appello alle istituzioni perché si intervenga in modo deciso e concreto. Secondo l'ultimo rapporto Ecomafia, in Sicilia solo nel 2024 sono stati registrati oltre 1.180 reati legati al ciclo illegale del cemento. Agrigento, con 39 violazioni accertate, è tra le province più colpite, preceduta solo da Messina e Palermo. Bisogna procedere celermente all'abbattimento delle case abusive, dei manufatti abusivi e dare risorse e fondi affinché i prefetti e i sindaci possano eseguire le ordinanze di demolizione, restituendo alla naturalità dei luoghi le nostre coste. Per Lega Ambiente la strada è una sola: far rispettare la legalità e procedere con le demolizioni. Solo così si può contrastare davvero l'abusivismo edilizio. In questo caldo weekend di luglio è sfida tra la spiaggia nera di San Giovanni Licuti e il litorale sabbioso della Playa di Catania. Ma i catanesi cosa preferiscono? Lo scopriamo nel servizio di Desiree Ferlito. Qui sugli scogli come fanno i bambini? Dipende da cosa si apprezza. Qui vediamo il fondo del mare, alla playa non lo vediamo. Chi l'ha detto? È trasparente l'acqua stamattina. La sabbia lascia addosso quel pochino di impaccio. Non è importante, c'è la doccia per questo, tranne che non si vogliono lavare. La playa più comoda per i bambini. Della scogliera si apprezza di più la qualità dell'acqua, ad ognuno i suoi gusti. Basta trovare il proprio angolo di paradiso. Serie d'estate a Punta Secca con la rassegna Libri da Mare. Tra gli ospiti in programma Arianna Mortelliti, che ha presentato il suo ultimo romanzo, quel fazzoletto color melanzana, sulle orme del nonno Andrea Camilleri. Il servizio di Veronica Barbarino.
Sotto la luce del faro di Punta Secca, accanto al mare e a pochi passi dalla famosa casa del commissario Montalbano, celebre protagonista dei romanzi di Andrea Camilleri, la nipote Arianna Mortelliti ha presentato il suo ultimo romanzo. Tra gli ospiti in programma della rassegna Libri da amare, con quel fazzoletto color melanzana segue le orme del nonno, in un romanzo intrecciato di giallo e dramma familiare. L'ultimo anno della vita di nonno io l'ho passato a stretto contatto con lui perché mi ha chiesto di supportarlo nella stesura dell'autodifesa di Caino, che è la prima opera uscita postuma, e quindi ho potuto vedere come si scriveva un libro, diciamo, dall'inizio alla fine, e quindi sicuramente questa esperienza in cui ho potuto vedere dal migliore, da mio nonno, come si scrive un libro, sicuramente mi ha aiutato moltissimo, per cui un anno dopo la sua scomparsa ho provato anche io questa esperienza. Con una prosa elegante e sobria, ricca di dettagli emotivi e psicologici, protagonista del racconto è Lara, che con la morte dei genitori torna al suo paese di origine. Tra fotografie, lettere e appunti scopre un passato di cui lei non è a conoscenza. È una ricerca con una serie di prove, indizi e testimoni che alla fine la porteranno alla verità sul suo passato e anche sull'incidente dei genitori. Libri da mare proseguirà nei prossimi giorni con ospiti Attilio Bolzoni e Pietro Grasso. E adesso la musica. Lazza infiamma la Villa Bellini di Catania con un concerto sold out. Ce lo racconta Eva Spampinato. Tutti pazzi per Lazza, anzi tutti lochi come la sua Locura, la hit che ha spaccato la Villa Bellini di Catania, come gli streaming nazionali, anche grazie al featuring con Laura Pausini. Villa Bellini sold out, 9.000 braccia alzate per uno degli eventi più attesi della Catania Summer Fest e per uno dei pochi artisti urban italiani in grado di coniugare l'energia di trap e rap con una solida formazione classica. Sul palco ieri il rapper milanese carico, nonostante la febbre a 38, ha superato anche qualche problemino tecnico iniziale con grinta e ironia, parlando spesso con il pubblico. Sei un matto, fra. T'ho seguito, ti giuro, ho seguito pezzo per pezzo cosa stava succedendo qua oggi, Cazzetta. Fate un applauso per lui, Catania. Tra luci e visual mozzafiato e una super orchestra, Lazza ha regalato una setlist da brivido, dalle nuove hit come Zeri in più e Molotov fino ai classici come 100 messaggi e Ferrari, cantati a squarciagola da un pubblico arrivato da tutta la Sicilia. Con la sua formazione classica e l'anima urban, Lazza unisce mondi diversi e li fonde in uno show totale, emozione, tecnica e tanta energia. Ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo tra poco con la nostra pagina dedicata al calcio. Parleremo dei ritiri delle siciliane ma anche degli ultimi colpi di calciomercato. Vi aspetto. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale, adesso il calcio con il Palermo che continua il lavoro in ritiro a Châtillon. Oggi altra amichevole per i siciliani, Palumbo atteso a breve in Valle d'Aosta. Allenamenti, sudore e sorrisi. Il Palermo prosegue la preparazione in ritiro a Châtillon in Valle d'Aosta. Si conclude così la prima settimana di preparazione. I rosanero sono stati impegnati prima in una partita a tema sfruttata da Inzaghi per lavorare sulla tattica. Una squadra doveva segnare in 4 porticine, l'altra attaccava la porta regolamentare. Gol e occasioni. Tra i più attivi il centrocampista Jacopo Segre. Sono stati dei primi giorni significativi, molto importanti, dove abbiamo trovato una persona e un allenatore subito propositivo, con voglia di fare, e con un grande staff e noi adesso abbiamo la missione di farci trovare pronti e di mettere benzina sulle gambe per
fare un grande ritiro come stiamo facendo e di prepararsi al meglio nelle prime gare ufficiali. Mercato, Palumbo nei prossimi giorni raggiungerà i suoi nuovi compagni nel ritiro in Valle d'Aosta. Al Modena andranno tra 1,5 milioni e 2 milioni di euro più bonus, oltre a Di Mariano come contropartita. A confermare l'addio tra il numero 10 e i gialloblu è anche la sua esclusione dai convocati per il ritiro a Fanano, che ha preso il via ieri. Per la difesa è ormai Cistana l'obiettivo principale di Carlo Osti. Primo giorno di riposo nel ritiro di Norcia per il Catania, che segue l'attaccante Tumminello e 2 centrocampisti della Ternana. Il Trapani ha ceduto Marino al Picerno, Job e il nuovo terzino invece della Siracusa, Sergio Colosi. Domenica di riposo per il Catania a Norcia dopo 5 doppie sedute di allenamento in una settimana. I dirigenti invece sono al lavoro per imprimere un'accelerazione al mercato, obiettivi da raggiungere in tutti i reparti. Per la difesa piace Davide Mondonico, 28 anni, del Campobasso, club rossazzurro interessato a 2 centrocampisti esperti della Ternana, Andrea Vallocchia, che Liverani vorrebbe trattenere, e Salvatore Aloi, in scadenza di contratto. Per l'attacco riflettori puntati su Marco Tumminello del Crotone, contesto da Salernitana e Benevento. In uscita Peralta è seguito dalle pugliesi Foggia, Monopoli e Casarano, Montalto più dalla Regina che dalla Casertana, proposte anche per De Rosa e Marsura. In casa Trapani il centrocampista Andrea Marino, in prestito al Lecco dallo scorso gennaio, è stato ceduto al Picerno. In entrata pronto un triennale per l'attaccante Alfredo Donnarumma, ex Ternana. Ritocchi in difesa e a centrocampo, i prossimi obiettivi di Pavone. Domenica di riflessioni per il Siracusa. Il direttore sportivo Laneri, dopo Farroni, si è assicurato anche le prestazioni del terzino destro 21enne Simone Job dal Piacenza, dove nelle ultime 2 stagioni in D ha disputato 65 partite realizzando 4 gol. Convitto e pronto a legarsi alla Scafatese. Ancora una pausa, tra poco con le ultime notizie. Non ci sono aggiornamenti, questa edizione del TG Sicilia termina qui, grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di serata.